Francesco Baldacchino, delegato dell'AIS in provincia di Agrigento, oggi una bellissima iniziativa legata al vino, all'olio, patrimonio della cultura italiana. Sì, oggi siamo qui alla Valle dei Templi, ospiti in questo meraviglioso scenario per promuovere quella che è la cultura del vino e dell'olio. È un appuntamento che ormai l'AIS da anni organizza, dove un giorno l'anno dedica per l'appunto un momento per la discussione, per l'approfondimento e per far conoscere questi due splendidi prodotti. Siamo arrivati all'ottava edizione e quest'anno abbiamo anche raggiunto alcuni protocolli d'intesa molto importanti con il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Cultura e anche in più quest'anno il Ministero dell'Istruzione. Infatti c'è stato un coinvolgimento anche degli istituti alberghieri. Ieri abbiamo fatto delle bellissime cose con conferenze e dibattiti con i rappresentanti degli istituti alberghieri della provincia di Agrigento. L'argomento è di fondamentale importanza perché l'olio e il vino fanno parte della nostra cultura, fanno parte del nostro patrimonio e speriamo di raggiungere l'intento oggi in questo posto veramente incantevole. Roberto Ciarratta, dirigente del Parco Archeologico, settore beni paesaggistici, oggi questa straordinaria iniziativa legata alla cultura del vino, dell'olio, patrimonio della cultura italiana e comunque siciliana. Quali riflessioni? Noi abbiamo iniziato un percorso 18 anni fa quando è nato il Parco Archeologico, che ha avuto questa connotazione che oltre alle bellezze archeologiche venissero messe in risalto le bellezze paesaggistiche. Per cui abbiamo amministrato e amministriamo circa 400 ettari di terreno, nei quali ettari abbiamo cominciato a coltivare quello che anticamente c'era, per cui abbiamo ripreso i vecchi vigneti, facciamo il vino, abbiamo ripreso i vecchi oliveti e anche lì produciamo l'olio e produciamo anche attraverso partner il miele, mandorle e altri frutti che stanno cominciando a iniziare. Questo perché per un progetto che è legato al Marco Diodoros, all'interno del quale, sotto il quale noi intendiamo valorizzare quella che è la Valle dei Templi nei suoi aspetti non solo archeologici ma anche paesaggistici. Un binomio che sposa perfettamente i beni culturali con la gastronomia e quindi il vino, l'olio e i prodotti della terra. È una scelta importante ed è un investimento intelligente da parte del Parco Archeologico. Certo, per noi è stata una scommessa sulla quale abbiamo puntato, perché è una pubblica amministrazione che comincia a produrre e passando quello che nel passato è stata la conduzione oculata di terreni e riuscendo poi a maturare attraverso il progetto quelle che sono le prerogative della produzione proprio antica, quindi l'olio come si faceva una volta. Ovviamente sono tutte colture biologiche, così come il vino, aiutati anche da enologi di fama che ci aiutano per rendere un prodotto che sia allo stesso tempo buono, ottimo e che valorizzi l'area archeologica e paesaggistica nel suo insieme.